Uno slow tour per il nord-est, in particolare nel Vicentino, è innanzitutto un viaggio nella storia, nelle famose ville venete. Qui per esempio sono tornato a Villa Trissino Marzotto. Ma è anche un viaggio nella capacità di intuire, di inventare, di innovare, di fiutare il futuro. E a un certo punto, nel Cinquecento, c'è un Gian Giorgio Trissino che è raffinatissimo, è un mecenate, addirittura cosa fa? Scopre uno scalpellino, un bravo ragazzo, uno insomma un promettente, e lo fa studiare a Roma, diventa il Palladio. E il Palladio non inventa soltanto un nuovo stile architettonico, ma anche un nuovo modo di costruire. E ancora oggi, in questa parte del nord Italia, ci sono le idee produttive, le novità, le iniziative. In questo territorio si inventa con continuità. Le zone industriali del nord-est che hanno da una parte massacrato il territorio, dall'altra hanno reso uno dei territori più straordinari del mondo. Per cui tu ti trovi di fianco l'azienda che ti fa le tute per la NASA o per Valentino Rossi, con quello che fa le borse più belle del mondo, con quello che si inventa il cambio della bicicletta, con quello che ti fa il farmaco per il raffreddore, con la più grande acciaieria di acciai speciali. Tutti nascono qua. Tutti che stanno lì, ma che stanno magari in un raggio di 100 metri. Allora andiamo... Per cui è un distretto creativo, non è un distretto industriale. Questa un è la... distretto creativo. Sì. Ecco, allora possiamo andarlo a vedere domani, però stasera c'è questo... Come si chiama? Baccalà mantecato. Sì, tra le altre cose, i vicentini storicamente hanno inventato diversi modi di cucinare il baccalà. Alla faccia dell'innovazione, viva la tradizione. Poi mangiamo anche il baccalà alla vicentina. Il futuro è nel passato, per cui... Che bello. Questa... Io quindi in questa puntata farò uno slow tour molto speciale sulle tracce del genio produttivo italiano. Mentre tu invece sei in un luogo del tutto diverso, molto lontano. Io sono in Etiopia. Sto facendo un giro turistico assieme a dei tour operator italiani, ospiti dell'ente al turismo etiope. Qui prendere l'aereo dell'Ethiopian Airlines è come prendere un autobus di linea. Eccoci qua, siamo arrivati all'Lalibela, che ti porta nei posti topici come la Libela, un luogo che è stata la capitale del regno etiope. Infatti la Libela è una piccola città del nord dell'Etiopia, famosa per le sue 11 chiese scavate nella roccia. Ma all'aeroporto saliamo sul pulmino di Tilaun Belete, detto semplicemente Boss, che ci ospiterà e ci farà da guida. Infatti le chiese ipogee si trovano sopra la montagna. E la domanda pertinente è: ma come hanno fatto a fare questi monasteri, questi posti, queste chiese lassù? In realtà non hanno dovuto portare della pietra, ma l'hanno scavata. Che visione! La chiesa di San Giorgio è la più spettacolare, scavata per 12 metri sottoterra. E questa è la cartolina della Libela, la chiesa scavata nella roccia, prodotta al contrario. È un modo più economico di costruire levando invece che mettendo. È stupendo. Come progetto è pazzesco, perché bisogna incominciare a pensare come lo vuoi fare mentre sta scendendo. Quindi tu fai la fine e devi sapere com'è l'inizio. È incredibile. Un vuoto pieno, una cosa da stratosferica. Le chiese sono collegate con tunnel sotterranei. Questo ha un significato per il fedele, che provenendo dalle tenebre, dalla parte occidentale, procede nel buio fino ad arrivare alla luce della conoscenza. I simboli richiamano la fede cristiana, ma nella sua espressione copta ortodossa. Anche lo stile è particolare. Ci sono colonne greche, finestre arabescate, stelle di David e svastiche. Anche questo è un simbolo molto arcaico, antico. La svastica è un simbolo della vita,
è anche il centro. Così come i simboli ci ricordano altre religioni, anche il culto è un insieme di riti che hanno resistito nel tempo. Questo, come tutte le chiese ortodosse, è il Sancta Sanctorum, nel senso il posto dove può entrare solamente il prete a ufficiare, è nascosto, non visibile. Questa chiesa è dedicata a Maria, è scavata in modo da avere due piani. Di sopra c'è una specie di matroneo e sotto ci sono tutte queste decorazioni, questi due pilastri che si guardano, e questo pilastro non si deve scoprire, sotto non si deve vedere cosa c'è sotto, ci sono dei dipinti, perché rappresenta praticamente la discesa di Cristo a giudicare i vivi e i morti, insomma una specie di apocalisse. Ma c'è da domandarsi come arrivò qui il cristianesimo. Furono 2 siriani che convinsero il re a convertirsi. Lo convinsero che i commerci con il Medio Oriente si potevano fare proprio perché c'era questo nuovo cristianesimo, questa nuova religione che aveva preso il predominio in tutta l'area del Mediterraneo, e da allora cominciarono a evangelizzare tutta la zona. Questa evangelizzazione ha le caratteristiche della Chiesa copta, che si trova in Egitto, e quindi della Chiesa ortodossa. Qui ci sono culti e momenti di processione molto sentiti. Le cerimonie sono sostanzialmente messe che durano anche 4 ore o addirittura un'intera giornata. Qui è tutto molto suggestivo per gli abiti bianchi dei fedeli e il colore degli ombrelli da cerimonia. Questo è l'ombrello cerimoniale. Con questo vengono protetti i preti sacerdoti, no? Quindi è importante. E poi ha i colori dei rasta, e cioè ha il colore dell'Etiopia. Nella cerimonia si usano in modo alternato il bastone che ha le corna praticamente dell'agnello, sì, agnello sacrificale, e il sistro. Il sistro veniva usato nelle cerimonie di Iside e quindi è proprio un culto antico che viene riprodotto. Costruire questo luogo a immagine e somiglianze dei luoghi santi ha reso locale il culto. In pratica non era più necessario andare in pellegrinaggio fino a Gerusalemme. Io sto facendo un pellegrinaggio del tutto diverso qui, vicino a casa, in Veneto, nel Vicentino, per scoprire il segreto del genio imprenditoriale italiano, esplorando la famosa Innovation Valley. Dove siamo? È ovvio, siamo a Valdagno e questa non è esattamente una città socialista, ma è una città sociale. È una città sociale o dell'armonia, o una città ideale, dove quelle visioni appunto ottocentesche si realizzano, si concretizzano e danno vita ad una fusione tra industria e società. Valdagno la fondano circa 900 anni fa i Trissino, con i loro castelli. Poi arrivano i veneziani, che qui producono lana e seta, ma soprattutto a metà dell'Ottocento arrivano i Marzotto, che trasformano l'artigianato diffuso tradizionale in industria e poi l'industria in istituzione sociale e fondano appunto Marzottoland. Qua mi devi spiegare, allora cosa succede? Che questi grandi imprenditori già dalla fine dell'Ottocento e poi dai primi del Novecento e poi prima della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo, eccetera, eccetera, sviluppano, no, questo progetto che è industriale e sociale, cioè creano i servizi per gli operai. Gaetano Marzotto chiama l'architetto Bonfanti da Bassano e oltre alla fabbrica fa costruire tutti i servizi, dall'asilo nido fino alla casa di riposo. L'istituto tecnico si chiama naturalmente Marzotto e la chiesa è intitolata a San Gaetano, e non basta.
perché abbiamo la scuola di musica, le bocce, dietro di noi c'è la piscina coperta, lo stadio, il dopolavoro. Che senso ha avuto tutto questo per questo territorio? Il Veneto è una delle regioni più povere d'Italia, ancora negli anni 60 aveva nella cartina geografica aveva il colore della Calabria, per cui era una zona che aveva grandi industrie ma una povertà molto diffusa, tanto che pensate, l'immigrazione veneta è famosa in tutti i film degli anni 50 e 60, la servetta è veneta. E in questa situazione i Marzotto e Valdagno decidono di fare da sé, si costruiscono il loro welfare. No, questo forse spiega bene il nord-est, il Veneto. Il rapporto con lo Stato è molto limitato. A nord-est e in Veneto le persone le cose se le fanno, se non ci sono se le costruiscono. Cosa è rimasto in piedi invece di una mentalità? È rimasta in piedi una straordinaria valle che da qui arriva poi alla 4, che è una delle valli più ricche di impresa, tecnologia, innovazione, che si fa poi in migliaia e migliaia di bruttissimi capanoncini, ma che hanno trasformato questo territorio in meno di 30-40 anni in uno dei territori più avanzati del mondo. E allora benvenuti nell'Innovation Valley, il cuore del nord-est, dove il turista deve farsi piacere un panorama fatto di capannoni industriali, perché è qui che risiede il genius loci, cioè il senso della vita locale. E pare che la nuova rotonda del Palladio oggi sia questa. Cristiano, dove mi hai portato? Io sto facendo il turista. Qua siamo in mezzo a uno snodo autostradale, è una rotonda questa. Infatti qui non siamo nel parco della rotonda di Palladio, ma siamo nel parchetto della rotonda di Vicenza Ovest. È interessante in termini autostradali. E perché mi hai portato qua? In realtà qui siamo al centro di uno dei luoghi più creativi al mondo. Qui in una rotonda con un raggio di 100 metri riusciamo a disegnare un luogo che ha una densità straordinaria, come vedi, di industrie molto avanzate che stanno su mercati internazionali, una diversa dall'altra. L'unica componente che le lega è l'innovazione e la creatività. Ma da Palladio a Marzotto fino qui alla rotonda autostradale c'è un filo storico? C'è una matrice proprio che sta nel rischio, nel coraggio, nel non aver paura, nel guardare il domani davanti e nel provare a reinventarlo. Ma inventare cosa? Come? Ma cosa ci faccio io qui, turista, nella zona industriale di Vicenza, in mezzo ai capannoni? Uno slow tour nell'Innovation Valley, alla ricerca della bellezza prodotta dal genio italiano, il Made in Italy, che tutti ci invidiano. Ma sono un turista, io cercavo delle cose belle. Non è bellissimo qua. Cosa c'è di bello qui per un turista? Ecco, la cosa bella per un turista è che c'ha la possibilità, è come se entrasse in una specie di backstage della produzione, cioè la possibilità di andare a prendere in outlet, nel vero outlet, dalla tuta di Dainese al vestito di Valentino, alla borsa di Bottega Veneta, cioè puoi entrare all'interno della produzione, quella vera. La bellezza qua viene costruita, magari non viene esibita e non è evidente, però è qua che nasce la bellezza, qua che è strano, è bello questo. Ha una sua bellezza. E allora, come dice Cristiano, andiamo a vedere un esempio di un'industria innovativa del nord-est. Narra la leggenda metropolitana che un giovane di queste parti, 40 anni fa, andando a Londra in Vespa, si è bagnato e infreddolito e allora ha pensato di farsi da sé una tuta da moto come si deve. Questo invece è un costume da tartaruga ninja, cos'è? Questo paraschiena per la prima volta dà la possibilità di seguire anche lo sviluppo della spina dorsale. Adesso la sua azienda produce le tute più tecnologiche del mondo, con tanto di airbag che si gonfia da solo in caso di caduta. Questo qui sta dentro la tuta e si gonfia in caso di incidente. Mettendo assieme la tradizione locale degli artigiani della pelle col talento di giovanissimi ricercatori. Mi hanno detto che tu hai inventato l'algoritmo, che già non so cos'è, ma se l'hai inventato tu lo saprai, per far partire l'airbag. Il problema qual è? Che io voglio che l'airbag si attivi nel caso in cui ho effettivamente una condizione pericolosa e non voglio mai però che si attivi in condizioni normali. Sarebbe imbarazzante. Esattamente. Valentino Rossi è lì che sta parlando con un giornalista. Proprio così. È un incubo che mi sono portato dietro per molte notti.
Se succede qualcosa, noi in tempi molto rapidi, parliamo di qualche centinaia di millisecondi, Centinaia di millisecondi. sì, in appena 15 millisecondi, riusciamo a decidere se attivare o non attivare l'airbag. Cioè praticamente non è ancora accaduto, che già... Beh, Assolutamente è giusto, così. deve essere così. Qui vedi la velocità ad esempio del pilota che stava affrontando il circuito del Mugello. Seconda curva. Lui è tac, caduto? Esattamente. si E è difatti fregato. qui il E qui si diagramma è vedono- impazzito. È impazzito, esatto. Ma uno poi pensa che dietro a un computer ci sia praticamente un mostro, invece c'è uno come lui, normale, però guarda che roba che fa. E com'è che ci siete arrivati voi vicentini padovani e non ci sono arrivati gli americani? Sarebbe presuntuoso dire che loro non ci sarebbero mai arrivati. Probabilmente loro non erano interessati e non avevano quell'apertura mentale per dire sì, lo possiamo fare in maniera innovativa utilizzando delle tecniche nuove. Si può dire che loro non ci sono arrivati perché non avevano il nonno contadino e il padre artigiano? Ma questo non lo so dire, ma la creatività veneta sicuramente ha delle matrici assolutamente da riscoprire. Questo potrebbe essere il segreto dell'Innovation Valley, un misto di tradizione e innovazione che ha vinto la scommessa del mercato, almeno come l'intendiamo noi. Ah, ecco, oggi è giorno di mercato. Ed eccolo il mercato della Libela, un mercato contadino, soprattutto di allevatori. Animali di tutti i tipi vengono portati al mercato, pecore, capre, asini, che poi soprattutto portano la merce. E poi tutta questa gente che va a piedi, che cammina, che va, entra e esce, stupendo. Mercato meraviglioso, e laggiù vediamo anche la chiesa scavata nella roccia. Siamo alla Libela, Etiopia. A osservare questa gente è difficile credere che qui si svolgano contrattazioni e scambi economici per acquistare o vendere animali. Tutti sono ieratici e in attesa. Si mostrano accucciati sui talloni o in piedi appoggiati ai loro bastoni. Eppure la contrattazione c'è, ma non è evidente. Allora anch'io provo a chiedere quanto costa questo asinello. Voglio capire quanto costa questo asinello qua. Quanto costa? 1,100 Ethiopian. 1100. 1100. Yeah. Per 150 euro me lo porterei, il problema è che devo portarlo in aereo. È vero, vedi che vuoi venire con me? Vero che vuoi venire? Roma Hotel. Eccoci, guarda il sarto che bello. Ci fossero da noi sarti per strada. No, Cina. No, non è una vecchia Singer. È bello anche dietro a questa staccionata. Ma lo spettacolo più bello ci viene offerto dalla gente. Gli uomini portano il bastone con molta eleganza. Sono tutti da fotografare e tutti sono di un'eleganza, di una bellezza, di una tranquillità. Solo gli animali si agitano. Cioè, gli etiopi sono proprio belli, mamma mia. Ma principeschi. Ma è ora di pranzo, gli altri mi aspettano per gustare le specialità della cucina etiope. Questa è pita, è una crepe praticamente, pane, salata naturalmente, ed è una cosa proprio tipica. E poi le lenticchie, come saranno? Sono come quelle di Castelluccio. Quindi Slow Tour unisce i popoli, capito? E anche la carne di montone servita sulla brace direttamente in tavola. E poi verdura e carne avvolta nel pane tradizionale. E poi frutta tropicale naturalmente, a 2500 metri.
E poi il caffè. Allora, il caffè si dovrebbe sorseggiare lentamente, ma noi abbiamo fretta. Lasciamo l'albergo di La Libela. They named this hotel. Mountain View. Ah, Mountain View. Mountain View. Thank you very much, boss. Thank you. Boss. Dopo. Risaliamo sul pulmino, ma lungo la strada ogni tanto affiorano dei piccoli ecomostricini. Qui, per un errato senso della modernità, si è incominciato a costruire in cemento. L'appello è questo, no? Noi abbiamo il boss che costruisce molto bene, perché abbiamo visto degli hotel molto belli, anche molto ben messi dentro l'ambiente. Allora io dico, se dovrà costruire altri, riusare l'architettura tradizionale del popolo proprio e farne un esempio proprio per il turista. Sì, è molto importante, anche perché chi viene qua è un turista che vuole tornare alla natura. Bravo. È anche imbarazzante stare, capito, con la doccia e poi esci fuori e ci stanno questi Esatto. con la capretta. Sì, Cristina ha ragione. Allora scendiamo dal pulmino e facciamo uno slow tour per andare in visita al piccolo villaggio che vediamo laggiù. Il villaggio. Ecco perché Abebe Bikila vinceva sempre. Perché questi si fanno chilometri, walk, no? Yeah, the runner. Yeah. Mamma mia. I bambini per andare a scuola vengono su per questa salita e fanno tutta la parte che noi abbiamo fatto in pulmino, per quello che sono tutti magri, perfetti, fantastici, slim. Un bellissimo slow tour per l'Etiopia. Abbiamo chiesto se questa strada porta al villaggio, hanno detto di sì, così adesso evitiamo la strada asfaltata e andiamo ripidi per di qua, sentierino. Questo è grano, poi loro hanno anche il miglio, hanno il sorgo. Il tukul è la costruzione tipica, nel senso che è allora una struttura di sassi, una struttura di legno e poi la paglia sopra. In bioarchitettura insegnano che con questo tipo di materiale si possono fare addirittura dei condomini. Queste sono appunto le cacche di mucca essiccate al sole. Qui non manca, con queste si può accendere il fuoco, cucinare ed effettivamente è un modo ecologico di non sprecare legna. Ma guarda che buffa anche questa pettinatura, guarda che buffa. Punk! E questa anche, guarda. Ciao bimbi, ciao! Vai. Tutta questa bellezza è questa primitività, si dice? Archeicità, questo trovarsi in un luogo che sembra veramente ancora l'alba dell'uomo, no? Insomma, questo paesaggio deve essere salvaguardato e rispettato dal turista, che venendo qui potrebbe trovare un esempio di architettura degna della perizia e dell'abilità dei costruttori delle chiese di La Libela. Perizia e abilità sono concetti relativi. Qui dove sono io, nel nord-est dell'Italia, nella cosiddetta Innovation Valley, bellezza vuol dire design, produzione, innovazione. Stanno collaudando una giostra, appena è pronta la mandano in Cina. Zamperla, fanno le giostre per tutto il mondo. A proposito di Innovation Valley, qua a Vicenza. Tra le curiosità stupefacenti del Vicentino c'è anche questa chicca tecnoculturale, la fabbrica di giostre per parchi di divertimento più importante del mondo. Marco, cos'è questo? Un maxi surf? Questo è un maxi surf che corre su questa rotaia simulando le sensazioni del surf, appunto. Ma dai, e dove sta il pubblico? Il pubblico sta in piedi
Si attacca su questa ringhiera ed è assicurato da questo schienale che si va a chiudere. E così se uno per caso ha un po' di mal di mare è una cosa esterna. Esatto, non colpisce i vicini. Ma è meraviglioso, ma come le inventate queste robe qua? C'è un nostro ufficio prototipi che si occupa di inventare nuove attrazioni. Diciamo 2 o 3 ogni anno, sì. Perché vi copiano dappertutto? Perché... Ci copiano dappertutto e ci dà la possibilità di essere sempre al top, diciamo. Cioè, voi avete mandato giostre dove? Dalla Corea del Nord fino agli Stati Uniti, passando per Middle East, Cina e così via. Ma allora senti, il Made in Italy, l'esportazione, insomma, regge ancora. Cioè, volendo, se si è bravi, ce la si fa. Sì, ce la si fa, non solo, ma io credo che molti cerchino il Made in Italy, perché siamo riconosciuti come creativi, con buon gusto, che fanno cose belle di design anche. È un luogo questo, siamo nella famosa Innovation Valley, dove le novità, le idee, l'innovazione... L'innovazione è realmente una forma mentis, si innova ogni giorno, devi sempre mettere in discussione qualsiasi cosa che fai. I nostri ingegneri, la nostra fantasia, la nostra creatività non la batte nessuno. La giostra è una cosa seria. I calcoli strutturali che noi facciamo, il programma che noi usiamo è un programma a elementi finiti che è tra i più sofisticati al mondo. Viene chiesto chi ha fatto i calcoli. Ecco. Tutti si nascondono, poi dopo il malcapitato deve essere portato nel piazzale. E va su quella giostrona che c'è che gira là. Assolutamente, sì. Gli ingegneri devono prevenire non solo gli incidenti, ma anche tutte le possibili stupidaggini che si inventano gli utenti per mettersi in pericolo. E soprattutto i bambini, che sono molto più ingegnosi di noi, agili, riescono a scappare da tutte le parti. Guarda! Beh, ma è un videogioco. Sembra un gioco, ma è un modello matematico che ci dà tutte le informazioni necessarie per progettare l'attrazione. Magari il mondo fosse come una giostra, sapremmo come farlo girare per il suo verso. Siamo sulle prime colline di Monselice. Questo è il castello di Lispida, giusto? Giusto. Luogo storico, perché allora qui è stato 1100-1150 un antico monastero. Esatto, sì. Poi 1500 è stato, diciamo così, una villa agricola. Tra l'altro luogo storico perché qui Vittorio Emanuele III ha posto il suo quartier generale dopo Caporetto. Esatto, sì, nelle fasi finali della Prima Guerra Mondiale. Alessandro ha trasformato tutta questa tradizione in innovazione. Un'innovazione che però a sua volta recupera in modo radicale la tradizione, a partire dalla coltivazione del vigneto. Cominciando dalla vite, mi sembra un po' spettinata. È una coltivazione del tutto naturale, non c'è diserbo, non c'è chimica. È lasciata un po' allo stato brado. Beh, diciamo che è accudita però in modo delicato. Ma come fate con tutti i parassiti, le cose? Cioè... Per farti un esempio, facciamo 4 trattamenti all'anno con la propoli grezza delle api. Viene irrorata e dà un effetto antiperonosporico molto interessante. Quindi tutto naturale, ultrabiologico. Vabbè, e dopo la vite c'è la cantina. C'è la cantina. Giù di là. E la cantina di Alessandro, già di suo, sembra un museo. Ed è appunto qui che ha realizzato la sua idea sconvolgente. A proposito di Innovation Valley, Nord-Est, creatività, novità assolute, Alessandro ha trovato un modo per, diciamo così, produrre un vino con un metodo totalmente innovativo. Sì, è un'innovazione al contrario, è un vino arcaico, andando a ripescare proprio il vino dell'origine, quindi il vino prodotto all'interno di queste anfore di terracotta. Vino arcaico vuol dire il vino come lo si faceva 3-4 mila anni fa, dentro ad anfore di terracotta interrate in cantina. Il vino adesso è tecnologia, è intervento dell'uomo, adesso è l'uomo che modifica e tu l'esatto contrario. Sì, questa come dicevi è proprio una innovazione al contrario, verso una ricerca della naturalità attraverso uno strumento che è questo, di terracotta, e che quindi consente all'uva che nasce, trae tutta la sua sostanza dalla terra, di rinascere all'interno di un recipiente proprio di terra. L'uva inizia a fermentare nelle anfore per 6 mesi, poi all'equinozio di primavera si tolgono le bucce, si lava l'anfora e si rimette dentro il vino ad invecchiare per altri 8 mesi. Ma così il vino non inacidisce? Si sa che il vino degli Etruschi faceva un po' schifo. Nell'antichità
i vini venivano trasportati all'interno delle anfore da trasporto, che erano anfore con 2 manici, generalmente da 56 litri di varia foggia. Questo però che cosa comportava? Che attraverso i trasporti che avvenivano o nelle stive delle navi o sui carri, succedeva che il vino, come dicevano loro, si corrompeva. E quindi per evitare questo che cosa facevano? Lo trattavano preventivamente con una serie di agenti che potrebbero essere i nostri conservanti. E nel caso loro era ad esempio il miele, il mosto cotto, una delle cose più frequenti era il mosto cotto, l'acqua di mare ad esempio, e in taluni casi però questo è più di origine proprio caucasica, le resine. Questo dava al vino un gusto cattivo. Appunto, e adesso? Noi questo problema non l'abbiamo più perché imbottigliamo nelle bottiglie normali con i tappi di sughero e quindi possiamo cogliere il meglio dell'anfora e poi trasferirlo sulla tavola del nostro cliente finale. È vero, non è acido. No? Ecco, cos'ha questo vino di differente dal vino normale? È un vino che è facilmente digeribile, è un vino che non ti fa male, puoi berne anche mezza bottiglia, sempre con moderazione naturalmente, però è un vino che non pesa poi il giorno successivo. Quindi il massimo dell'innovazione, il massimo del futuro è tornare veramente al profondo passato. Sì, non è che lo voglio sostenere a tutti i costi, però questa è una dimostrazione che si può fare anche così, una innovazione all'inverso. Slow Tour nell'Innovation Valley, sulle tracce della creatività all'italiana.